la parola all'architetto Giovanna Osti e l'architetto Ranieri Zandarin, rispettivamente presidente e consigliere dell'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della provincia di Padova. Sì. Noi diciamo PP e C. Facciamo prima. Comunque ecco, l'Ordine degli Architetti siamo contentissimi di partecipare a questo evento. Appunto ringraziamo sia la Regione che la Marco Polo, perché appunto riesce a gestire questi beni che sono anche abbastanza problematici da gestire, perché sono grandi. Anche il castello di Monselice e tutta la zona della Rocca sono anche beni importantissimi, ma di veramente grande impegno, ritengo. Sì, noi per questa iniziativa abbiamo voluto appunto dare i crediti formativi che il nostro ordine dà ai nostri colleghi che appunto secondo le linee guida del Ministero devono appunto arrivare ad una formazione professionale, e proprio in questo settore riteniamo questo settore della cultura / restauro è importantissimo. Noi ci siamo formati sui 4 libri dell'architettura di Palladio, ci siamo formati, qui c'è un degnissimo rappresentante della storia dell'architettura, il professor Foscari, abbiamo tutti studiato con lui e soprattutto visitato anche, oltre a questa villa, la sua bellissima villa, la Malcontenta, che è nel nostro cuore, nel cuore di tutti gli architetti, credo, che appunto hanno studiato sui testi di Palladio e poi anche sui testi dei commentatori di Palladio, e voglio citare il compianto professor Lionello Puppi, che ci ha lasciato da poco e che per noi è stato anch'esso un maestro. Io appunto vi saluto velocemente perché ho voglia anche di sentire, mi voglio formare anch'io oggi con i miei colleghi per questo evento, e lascio la parola al mio collega Ranieri Zandarin, che è il consigliere delegato alla formazione e in particolare alla formazione della branca del restauro dell'Ordine degli Architetti. Ecco, grazie. Buongiorno a tutti, vedo con piacere che ci sono più architetti che conchiglie qui dentro. Vuol dire che in pratica il tema è interessante, d'altronde l'Ordine degli Architetti ha sempre voluto portare un valore aggiunto quando ci sono i temi culturali, dove appunto l'architetto italiano dovrebbe distinguersi meglio rispetto agli altri architetti stranieri tanto declamati in Italia. Naturalmente nemo profemi in patria, abbiamo sempre bisogno di quegli stranieri per dire che la cultura italiana è importante. Allora, questo è solo per dare un piccolo epsilon di contributo, lo leggerò poi per non tediarvi, perché gli argomenti sono così interessanti che potrei spaziare e non fermarmi più. Ma la cosa che ci tengo è proprio per dire che l'Ordine degli Architetti, attraverso la sua missione per i concorsi, dove ancora in Italia la qualità è data dalla quantità di denaro che uno ha in tasca, cioè quantità di fatturato, e quindi il fatturato è quello che dice che l'architetto è più intelligente. Quindi noi ci battiamo su questo campo invece per i concorsi, quindi ecco la qualità che è un valore aggiunto, deve arrivare attraverso i concorsi, non solo nei concorsi di restauro, ma soprattutto per la valorizzazione del nostro territorio e dei nostri beni culturali. È l'unico sistema che possiamo salvarci, bisogna imparare dalla Francia. Purtroppo i nostri amici cugini francesi sono più avanti. La grandezza della Francia ha sorpassato molte volte in pratica la nostra Italia, non solo, ma venivano dalla Francia in carrozza per vedere però quello suo gran teatro che c'era qui a Piazzola, e poi è stato demolito, un gran teatro dove in pratica era lungo, mi sembra 70-80 metri, peccato non ci sia più, per dire, i francesi venivano qua per vedere questa reggia. Quindi le risorse culturali come Villa Contarini e il suo compendio, pensata come reggia dello spettacolo e trasformata da Camerini poi come centro industriale più importante del territorio padovano, di grande valore culturale nel suo valore puntuale e di contesto, sono tra i principali codici genetici della
ricostruzione storica del territorio. Quindi lo studio, il recupero e la valorizzazione portata avanti dalla proprietaria Regione del Veneto promuoverà di certo la riqualificazione unitaria degli spazi pertinenti, gli edifici e quelli di relazione, per raggiungere una migliore qualità abitativa e ambientale di cui abbiamo bisogno. Per il Veneto queste ville dovrebbero rappresentare, dice il rappresentante della Regione Veneto, le vere fabbriche sostenibili di cui il nostro Paese ha disperato bisogno per aumentare la propria competitività, ma non sono ancora sufficienti oggetto di attenzione né della politica, né della cultura disciplinare, né di quella amministrativa. Stato centrale e amministrazioni locali hanno investito negli ultimi anni molto poco, basta pensare ai percentuali rispetto al PIL, relegando a vincoli di tutela il ruolo dell'amministrazione, del bene comune e del patrimonio culturale, economico e sociale e che essi rappresentano. Bella rappresentanza. I privati, laddove l'economia è vitale, hanno realizzato recuperi e restauri, evitando in molti casi la rovina del patrimonio, ma questi interventi non hanno avuto, né lo potevano avere, il respiro di un recupero strutturale. Bisogna imparare dalla Germania in questo caso. I grandi cambiamenti sociali, quali l'invecchiamento, la mobilità della popolazione, la riduzione della capacità di spesa, unitamente ai cambiamenti economici come la crescita smisurata di richiesta turistica, di attività innovative, di attività culturali, di attività che attengono a filiere alimentari corte, di artigianato di qualità e più in generale la crescita della cultura immateriale, pongono paradossalmente le ville in posizione privilegiata rispetto alle parti più recenti del territorio costruito nazionale. Ma per calare queste nuove realtà e questi cambiamenti in contesti delicati, quali le parti storiche, occorre attenzione e regia pubblica. Ecco perché serve investire sui contenitori culturali con strategie appropriate. Essi sono le vere fabbriche sostenibili di questo nostro Paese che ha disperato bisogno per consolidare quella qualità di vita che rappresentano, oltre che ricchezza culturale, il nostro maggiore fattore di competitività territoriale. Questo è l'auspicio per meglio celebrare l'anno europeo del patrimonio culturale 2018 con l'aforisma di questa giornata di studio. Il nostro patrimonio dove il passato non incontra, meglio supporta il futuro. Grazie.